E allora del discorso che facevamo a monte, delle frequenze che non definiamo bene degli spazi, allora in Calabria, nella Calabria si vede questo, si vede che la musica fa parte della vita di tutti i giorni delle persone ancora oggi, adesso c'è una forte, per esempio, pensiamo alle culture e quindi poi a tutti gli stilemi che ci sono di prassi esecutive nella vita rituale di tutti i giorni che può avere la cosiddetta ceramedda, ovvero la Mm. zampogna, o la chitarra battente, o la lira calabrese, per esempio, che si trova soltanto in alcune aree, alcuni paesi dell'Aspromonte, e poi si trova in Turchia e poi si trova in Ungheria, perché è il frutto di una dominazione bizantina. Quindi in qualche modo ecco la Calabria molto, così quanto in qualche modo la Sicilia e la Puglia, la Calabria ha tanto di queste cose. La Sicilia e la Puglia sono riuscite a trasformarle in cultura veramente molto esposta, è chiaro. La Calabria invece, nella Calabria bisogna scoprirle, bisogna andare nei paesi piccoli, esatto. Ci sono Mm. ancora adesso dei ragazzi che suonano gli organetti, che hanno i maestri, che costruiscono le zampogne, che costruiscono le lire, dei ragazzi della mia età, insomma, che si riuniscono ritualmente con un piatto di pasta e poi iniziano a suonare insieme col vino. Questo è il rito, come il vino, ecco, pensiamo anche un po', no, al teatro di Dioniso, al vino, a Bacco, no? E la ritualità che aveva il teatro nell'antica Grecia. Era un miscuglio di musica, poesia, recitazione, era tradizione orale, è quello che si riesce a vedere fortunatamente ancora in Calabria. C'è tanto da scoprire, quello sicuramente.